Gli ultimi posti non piacciono a nessuno, nemmeno quando si tratta di un campionato senza retrocessioni. Nuorese e Bosa sono rispettivamente al penultimo e all'ultimo posto in classifica. Oggi la giornata dell'orgoglio con le squadre che cercheranno i punti per scalare la classifica. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro e benvenuti a Nuorese Bosa, 11ª giornata del campionato di eccellenza. Squadre al centro del campo agli ordini del signor Stefano Bogo di Oristano, assistito da Luca Staffieri di Olbia e Pietro Fae di Ozieri. Andiamo subito con le formazioni, iniziando per dovere di ospitalità dal Bosa, che schiera con il numero 12 Simula, numero 2 PES, con il 3 Soru, 4 Mattiello, 18 Tullio Ledda, 10 Roberto Carboni, 6 Maida, 14 Del Rio, 11 Salvatore Carboni, 7 De Riu, 25 Naked, a disposizione di mister Salvatore Carboni, allenatore e giocatore. Abbiamo con il numero 30 Puggioni, con il numero 17 Spano, con il numero 21 Marco Carboni, con il numero 24 Madau, con il numero 5 Martino Ledda, con il numero 19 Bonu, con il numero 13 Pira, con il numero 22 Di Angelo e con il numero 15 Spada. La risposta della Nuorese è affidata in rigoroso ordine numerico a Trini Peana Usai, Giuseppe Nurra, La Pia Varrucciu, Giacomo Santoro Steri Ragazzu, Pinna e Manca, a disposizione di mister Pietro Rubino, che oggi in panchina sostituisce lo squalificato Marco Sanna. Abbiamo Carta De Soli Scorda, Luigi Nurra, Animo Bono, Alessandro Santoro, Porco Giano e Piredda. Partiti con il primo possesso per il Bosa, che gioca in maglia blu con inserti rossi a richiamare i colori sociali della squadra della Planargia. Nuorese in completa tenuta bianca. Bosa che manovra questo primo pallone che viene già respinto nella metà campo avversaria da Varruccio. Nuorese che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Manovra con Ragazzu il suo primo pallone, da Pinna il passaggio per Usai impreciso, il suo invito per le punte e palla sul fondo. Parte il Bosa con il rinvio di Capitan Mattiello, uno degli ex di questa partita. Attenzione ad Alessandro Manca, controlla male, può ripartire il Bosa con Salvatore Carboni, che ha provato a innescare un compagno. Chiude tutto la Nuorese che riparte con Varrucciu. Il lancio lungo di Varruccio a cercare Usai, controllato da Soru, va via Usai che guadagna il fondo, la mette al centro, palla che non arriva a destinazione per Mauro Ragazzu, per l'efficace e puntuale chiusura di Mattiello. Prova adesso a ripartire il Bosa con Naked, pressato dalla Pia, riesce comunque a prendere il tempo al difensore della Nuorese e a guadagnare un fallo, il numero 25 del Bosa. Calcio di punizione in favore della squadra ospite, se ne incarica Roberto Carboni. Roberto Carboni tocca in direzione del numero 19, se non andiamo errati, del Bosa. Non ha controllato bene il pallone che è finito su Trini da questi a Ragazzu. La sponda, pallone che arriva in destinazione per Steri, che cerca il lancio lungo per Giacomo Santoro. Troppo lungo, controlla, simula e rimette in movimento i suoi con Roberto Carboni. Da Carboni a Salvatore Carboni, quindi allarga per PES sul settore di sinistra. Quindi De Riu prova a controllare il pallone, viene fermato da Santoro, quindi Steri e Manca non si capiscono. La palla che giunge nuovamente nei pressi dell'area di rigore del Bosa, dove viene manovrata da Tullio Ledda, mette in movimento Salvatore Carboni, pressato dall'intervento di Giuseppe Nurra che lo chiude in fallo laterale. La rimessa con le mani affidata al Bosa con PES, quindi ancora Roberto Carboni, non un buon controllo ma comunque efficace per servire Salvatore Carboni. Lancio per De Riu, troppo lungo, la Pia copre l'uscita del pallone che finisce a fondo campo. Trini gioca sulla Pia, ancora per Trini, quindi Naked in pressione. Trini tocca ancora per Varrucciu, il lancio lungo di Varrucciu a cercare Usai, si alza la bandierina del primo assistente, ha
segnalare il fuorigioco. Parte il Bosa, Carboni nel cerchio di centrocampo pressato da Nurra, lo mette in difficoltà, quindi Nuorese nuovamente in possesso palla con Giacomo Santoro che scambia con Steri, da Steri a Varrucciu. Varrucciu allarga sulla sinistra dove c'è Peana, chiusa la linea di passaggio, poi Peana riesce in qualche modo a servire Usai, quindi Pinna lancia nello spazio proprio Peana, pallone troppo lungo che finisce in fallo laterale, se ne incarica Soru che tocca su Roberto Carboni. Da questi la palla arriva al numero 6 Maida, ma la Nuorese riesce ancora a chiudere male, dobbiamo dirlo, pallone che stava per mettere in gioco De Riu, quindi Nurra lancia lungo nella zona di Ragazzu e in anticipo Ledda, quindi Pinna, Pes, Ragazzu torna sul pallone, toccato in maniera fallosa Mauro Ragazzu da Maida, calcio di punizione per la Nuorese. Steri per Varrucciu, da Varrucciu a Peana, lancia lungo nella zona di Ragazzu, lascia rimbalzare il pallone Mattiello che poi rilancia lungo nella zona di Del Rio, che non riesce a controllare il pallone, quindi Peana batte la rimessa laterale su Varrucciu, da Varrucciu alla Pia. La Pia osserva il piazzamento dei compagni, poi gioca all'indietro per Trini, quindi Steri, sale la pressione di Roberto Carboni, Steri si rifugia su Trini che tocca per Varrucciu, Naket cerca di richiamare l'attenzione dell'arbitro per un possibile fallo di mano, quindi c'è manca per Pinna che lancia Ragazzu viene chiuso al momento del tiro dal provvidenziale intervento di Pes che lo chiude una seconda volta, c'è Santoro ad alimentare l'azione, Santoro tocca per Pinna, ancora Santoro, si accentra Santoro, pressato da Maida, chiama l'azione Peana su Usai che va via a Soru, poi in raddoppio è efficace l'intervento di un giocatore del Bosa, dovrebbe trattarsi di Del Rio. Lo stesso Del Rio adesso recupera il pallone, prova a giocarlo lungolinea su Naket, chiude tutto Peana e ci sarà adesso rimessa per il Bosa con Soru sul pallone, lo scambio con Maida, quindi può provare a partire Naket inseguito da Varrucciu, Naket va via anche a Nurra, non c'è fallo secondo l'arbitro, protesta il pubblico arrivato da Bosa. Trini gioca sulla Pia, la Pia ancora su Trini, la pressione di Naket, il lancio di Trini nella zona di Ragazzu, puntuale l'anticipo di Ledda, quindi De Riu toccato duro da Varrucciu che viene redarguito dall'arbitro per questa entrata, calcio di punizione per il Bosa. Sul pallone vediamo De Riu, vediamo anche Roberto Carboni e il capitano Mattiello. Vediamo quale soluzione adotterà il Bosa per questa azione offensiva. Vediamo 4 giocatori in maglia rossoblu al limite dell'area, il lancio di Mattiello a cercare Salvatore Carboni, troppo lungo, si lamenta l'allenatore e giocatore del Bosa, pallone per Trini che rilancia nella zona di Usai, troppo lungo, palla che finisce in fallo laterale. Tentato la ripartenza veloce Matteo Trini, non ci è riuscito, qui Varrucciu in anticipo su Naket, quindi Peana lo aiuta a perfezionare il disimpegno. Qui c'è un altro fallo, stavolta di La Pia ai danni di De Riu, se non andiamo errati. Altro calcio di punizione per il Bosa, qualche metro più avanti rispetto a quello che abbiamo visto pochi minuti fa. Sul pallone stavolta Roberto Carboni. De Riu invece guadagna
il limite dell'area di rigore, dove con ogni probabilità verrà preso in consegna da Varrucciu. Così è. Parte Carboni, la soluzione era sotterra, a cercare Salvatore Carboni che detta un passaggio per Maida che finisce a terra, ma tutto fermo perché l'assistente che si trova dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione ha segnalato un fuorigioco e pertanto si riparte con il calcio di punizione in favore della Nuorese. Se ne incarica Matteo Trini, il rinvio a cercare Santoro, al centro per Steri, di testa ancora per Manca, protegge il pallone Manca, serve Steri che lancia nello spazio Santoro affrontato da Mattiello, Santoro la mette al centro, troppo debole, troppo sul portiere, nessun problema per Simula che fa sua la sfera. E poi osserva il piazzamento del compagno, probabilmente deciderà di rinviare lungo Simula con lo spiovente che oltrepassa la linea di metà campo, arriva Varrucciu in anticipo e mette in fallo laterale, ancora 0-0 in questi primi minuti di gioco, con Soru che va a battere la rimessa laterale. Qui sbaglia Maida, prova a rimediare al suo errore, ma Nuorese che torna in possesso palla con Usai che converge verso il centro, invita Manca all'azione, in qualche modo Manca prima controlla male, poi cerca di tornare sulla sfera, non ci riesce. Adesso è Carboni pressato da Nurra efficacemente, quindi Steri che lancia in profondità per Manca, la posizione è irregolare, ha atteso che Manca entrasse in possesso palla il signor Luca Staffieri di Olbia e ha segnalato la posizione di fuorigioco dell'attaccante ex idolo Arzana. Calcio di punizione affidato al portiere Simula che oggi sostituisce Antonio Secchi, squalificato al pari del capitano della Nuorese Fabio Cocco che sconta la seconda delle 2 giornate di squalifica combinate dal giudice sportivo a seguito dell'espulsione rimediata domenica scorsa all'Angelo Cauci di Olbia nella sfida tra Porto Rotondo e Nuorese. Attenzione adesso ai verdi-azzurri con Usai che sbaglia il passaggio per Steri, anche stavolta legge bene la difesa del Bosa con Tullio Ledda, Bosa che prova a ripartire con i 2 Carboni, Salvatore che prova a servire Roberto, chiude tutto Giacomo Santoro, quindi Nuorese che riparte con Usai che mette in movimento Peana, da questi a Santoro, altro fuorigioco segnalato dall'assistente. Stavolta le proteste del pubblico di casa per questa segnalazione del primo assistente. Riparte il Bosa con Mattiello, lancio lungo a cercare De Riu che riesce a controllare il pallone sulla pressione di Lapia. De Riu va via al numero 5 della Nuorese, poi tenta la conclusione e Trini alza sopra la traversa, primo tiro in porta, lo effettua il Bosa con De Riu, conclusione interessante, magari non angolata, tiro centrale su cui però Trini ha dovuto recuperare la posizione prima di alzare la palla sopra la traversa. Calcio d'angolo per la squadra ospite, Roberto Carboni sulla bandierina di destra. Va Carboni al centro dell'area, ci arriva Giulio Pinna, quindi prova a recuperare il pallone il numero 14 Del Rio. Del Rio fermato irregolarmente dall'intervento di Santoro, se non andiamo errati, sì, si tratta di Giacomo Santoro. Altro calcio di punizione per il Bosa, avvio più spigliato della squadra ospite allenata dall'allenatore giocatore Salvatore Carboni. Ancora non pervenuta la Nuorese in avanti. È lo stesso Del Rio che va a battere questo calcio di punizione. Sono venuti in avanti anche i saltatori del Bosa, vediamo Maida, vediamo Pes
al limite dell'area di rigore insieme a De Riu, Tullio Ledda e anche Salvatore Carboni. Altra battuta a rasoterra e attenzione perché c'è un fallo su Salvatore Carboni, altro calcio di punizione. Adesso la posizione è davvero interessante, siamo praticamente al limite dell'area di rigore. Mentre siamo al 13° minuto di gioco qui allo stadio Franco Frogheri di Nuoro. E questa per il Bosa è sicuramente una buona occasione, tanti potenziali tiratori. Vediamo Mattiello e Roberto Carboni sulla palla, sono loro i due giocatori che potrebbero andare a battere. L'impressione è che sarà Roberto Carboni ad andare a battere verso la porta di Trini, che sistema 5 giocatori in barriera, anche forse 6, no, diventano di nuovo 5. L'arbitro chiede il rispetto della distanza, siamo quasi pronti a partire. Parte Roberto Carboni, ci arriva Trini che riesce anche a bloccare la sfera. Non era semplice per Matteo Trini. È stato bravo in questa occasione. Adesso Steri interviene su Carboni, ma Bosa ancora in attacco con Del Rio. Il suo passaggio per De Riu viene intercettato, quindi Peana gioca all'indietro per Trini, che svirgola il rinvio, palla che finisce in fallo laterale e Bosa che resta in zona d'attacco con Soru che andrà a battere questa rimessa laterale. Soru gioca su Roberto Carboni, ancora per Soru, il cross del numero 3 dove non ci sono maglie rossoblu, c'è invece Trini che prova a far ripartire la Nuorese con Steri che gioca su Santoro. Da Santoro pallone troppo arretrato per Nurra, interviene Salvatore Carboni che cerca di entrare in area di rigore, il suo cross a cercare Del Rio, chiude tutto Peana e altro calcio d'angolo per il Bosa. Dominio rosso-blu in questo primo quarto d'ora. Nuorese che non riesce a uscire, non riesce a sfruttare nemmeno le ripartenze, ad essere pericolosa in qualche modo. Va Roberto Carboni dalla bandierina, il cross dall'altra parte a cercare De Riu, inseguito da Varrucciu. De Riu prova ad andare via l'ex difensore del Budoni che non si fa sorprendere, poi riesce a far rimbalzare il pallone sull'attaccante del Bosa, si riprende con una rimessa laterale. Lamenta una manata sul volto il numero 7 del Bosa, gioco che riprenderà con una rimessa laterale in favore della Nuorese con Nurra sul pallone. Arbitro che fa rettificare la posizione di Nurra, deve arretrare di qualche metro il terzino della Nuorese, la sua gittata per Alessandro Manca, palla che non arriva a destinazione, la prende Roberto Carboni che scambia con Salvatore Carboni, quindi Maida allarga su Soru, quindi Del Rio, riesce a girarsi Del Rio, a mettere per Roberto Carboni, il tiro di Roberto Carboni, centrale, non impensierisce Trini, ma comunque è il Bosa a trovare la via della conclusione in questi primi minuti di gara. Ancora la squadra ospite in possesso palla con Maida, chiusa la linea di passaggio, c'è Pinna che lancia Ragazzu, troppo lungo il pallone che arriva direttamente tra le braccia di Simula. Parte il Bosa con Ledda, la Ledda a PES, quindi Salvatore Carboni. Sbaglia Salvatore Carboni, quindi Steri, Nurra, sbaglia l'apertura per Ragazzu, cerca di far scorrere in fallo laterale ma la palla si ferma, Nurra poi guadagna la rimessa sulla pressione di De Riu.
Nurra manca, tocca per Santoro. A Santoro a Ragazzu, mette giù il pallone, poi lancia nuovamente per Santoro alla caccia del pallone, riesce a evitare che questo possa uscire sul fondo. Santoro mette al centro con Ragazzu in anticipo su Simula, fallosamente secondo l'arbitro. Calcio di punizione per il Bosa, provata a farsi vedere la Nuorese, intervento in gamba tesa di Mauro Ragazzu su Simula. Ancora Nurra, quindi Ledda, serie di batti e ribatti con De Riu che va in pressione sulla Pia. La Pia guadagna, no, sì, guadagna una rimessa laterale sulla pressione di De Riu. Rimessa battuta dal solito Nurra. Steri lancia in avanti per Manca, quindi Santoro. Ragazzu per Pinna. La Pinna manca, prova a ragionare la Nuorese. Santoro apre dall'altra parte su Peana che tocca di prima per Varrucciu. Da Varrucciu a Giulio Pinna. Pinna tocca per Peana. Peana all'indietro su Varrucciu che lascia scorrere per Trini. Serve il piazzamento dei compagni, poi gioca corto su Varrucciu. Varrucciu pressato da Naket che riesce a recuperare il pallone e poi a guadagnare la rimessa laterale sull'intervento di Peana. Qui c'è un altro fallo, stavolta ai danni di Roberto Carboni, commesso da Peana, se non andiamo errati, sì, si tratta del numero 2. Calcio di punizione. E possiamo vedere come dalla parte opposta, nel settore di gradinata, si sia già alzato in piedi mister Marco Sanna, che sconta da oggi 2 giornate di squalifica a seguito dell'espulsione rimediata nel turno infrasettimanale contro l'Atletico Uri. Nuorese che ha perso qui al Franco Frogheri per 2-1. Tanto questo calcio di punizione per il Bosa lascia sfilare Carboni. Difesa della Nuorese che riesce ad allontanare dall'aria. Qui c'è Pinna che gioca su Trini. Trini lancia lungo in una zona dove c'è Ragazzu che viene anticipato da Ledda. Riparte la Nuorese con Pinna che gioca su Nurra. Da questi a Santoro. Si propone Manca lungolinea, viene ignorato. Quindi il passaggio di Santoro quando Manca era di spalle. Va per il sottile la difesa del Bosa con Ledda che rinvia in out, quindi la Pia gioca su Trini. Dicevamo l'ultimo turno della Nuorese, è arrivata la sconfitta contro la capolista Atletico Uri con il punteggio di 2-1. Il Bosa invece reduce da una vittoria al Campo Italia. Farne le spese è stato il Porto Rotondo sconfitto per 3-1. Tanto contrasto aereo tra Usai e Soru, rimessa laterale per la Nuorese. Peana prova a giocare su Ragazzu che riesce a liberarsi, quindi Manca di tacco ancora per Ragazzu, controlla bene Ledda che subisce il fallo di Ragazzu. Non è molto d'accordo con questa decisione del signor Bogo Mauro Ragazzu, ma sicuramente efficace la giocata di Tullio Ledda, difensore di esperienza con un passato anche nel Fertilia di Massimiliano Paba e nella Macomerese. Attenzione al contrasto tra Steri e Soru, viene richiamata l'attenzione della panchina della Nuorese. Preso un colpo in testa Alessandro Steri, gioco fermo. Allora andiamo a ricordare quelli che sono stati gli ultimi precedenti tra le due squadre, a partire dalla gara d'andata giocata al Campo Italia col Bosa che era riuscito a chiuderlo in vantaggio per 1-0, almeno il primo tempo, e poi la rimonta della Nuorese a firma di Mauro Ragazzu, un gol su rigore
a capovolgere il risultato dopo l'iniziale vantaggio della squadra rossoblu firmato da De Riu. Qui a Nur invece l'anno scorso nell'ultima giornata di andata netto successo della Nuorese col punteggio di 5-2 sugli scudi proprio Mauro Ragazzu con una tripletta, una vittoria che aveva regalato il titolo di campione d'inverno alla Nuorese, che poi ha avuto un calo nella seconda parte della stagione all'inizio del girone di ritorno, chiuso al quarto posto prima dello stop imposto per l'emergenza sanitaria. L'ultimo successo invece del Bosa risale alla stagione 2018-2019, vittoria in rimonta della squadra, anche allora allenata da Salvatore Carboni, grande protagonista il giovane calciatore bosano Nino Pinna, attualmente in forza al Muravera. Tanto si rialza Steri, però deve lasciare il campo. Il Nuorese almeno temporaneamente in inferiorità numerica. Calcio di punizione per la squadra verde-azzurra, sul pallone Giulio Pinna. Siamo al 25esimo minuto qui al Franco Frogheri, ancora reti inviolate, ma sicuramente per quanto visto finora si è fatto decisamente preferire il Bosa. Soprattutto con alcune conclusioni dalla distanza. Intanto possiamo vedere che nello scontro qualche problema lo ha avuto anche il terzino del Bosa Soru, che ha bisogno dell'aiuto della panchina. Una ferita al braccio per il giovane classe 2002. Gioco che finalmente può riprendere con Pinna che tocca a corto su Peana. Peana mette il pallone al centro verso la Pia, che non osa nell'intervento, lascia rimbalzare il pallone che poi entra nella disponibilità di Simula. Il rinvio del portiere del Bosa nella zona di Santoro, che mette subito in movimento Ragazzu, che va via a Mattiello, va via anche a Del Rio, deve fermarsi Ragazzu, gioca su Pinna, da Pinna verso Manca, fa buona guardia a Pes, alimenta l'azione Nurra, il cross di Nurra deviato da Carboni, quindi Ledda, il duello tra Santoro e Roberto Carboni, interviene poi Salvatore Carboni che subisce il fallo di Santoro, calcio di punizione per il Bosa. Parte la squadra ospite con Ledda. Tanto è rientrato in campo anche Alessandro Steri, ristabilita la parità numerica e l'arbitro dà l'autorizzazione per la ripresa del gioco. Ledda batte nella zona di Carboni, arriva prima Nurra, quindi Manca, da Manca a Santoro, Ragazzu di petto, gioca all'indietro per Pinna, da questi a Steri, ancora Pinna, quindi Peana lancia nello spazio Usai ma chiude bene Del Rio, arriva in scivolata Peana ma Bosa che resta in possesso palla con Maida, pressato fallosamente da Pinna. Tanto l'arbitro autorizza il rientro anche di Soru, che aveva lasciato il campo a seguito del colpo subito da Steri. Parte il Bosa con Mattiello, Nakez non arriva sul pallone, ci arriva Varrucciu, quindi Peana gioca su Usai, da questi a Steri. Steri lancia lungo per Santoro, si alza
la bandierina dell'assistente. Anche stavolta ci pare corretta la segnalazione, con buona pace delle proteste del pubblico di casa. Ha tardato un po' troppo il passaggio Alessandro Steri e Santoro è finito al di là della linea. Trini osserva il piazzamento dei compagni Matteo Trini, poi si porta il pallone fuori dall'area, arriva il lancio lungo nella zona di Ragazzu, il duello con Mattiello, Ragazzu stoppa di petto e poi allarga in una zona dove non ci sono compagni, rientra Santoro, Santoro si accentra, quindi gioca ancora su Ragazzu, legge benissimo la situazione Mattiello, anticipo secco del difensore del Bosa, quindi Salvatore Carboni. Buona giocata dell'allenatore giocatore che lancia su Mattiello, da Mattiello a Del Rio, pallone al centro per Nakez, fuori misura, sembrava una buona idea questa di Del Rio dalla destra, pallone che è finito sul fondo. Trini tocca sulla Pia, cerca sempre di partire dal basso la Nuorese, Nurra per Manca che scambia con Santoro, si lancia Santoro in contropiede, gioca su Usai, la posizione è regolare, Usai mette al centro dove c'è Manca, in solitudine la girata di Manca, palla che non arriva neanche nei pressi della porta di Simula, comunque Nuorese che alimenta l'azione con Giulio Pinna, la Pinna a Peana, ancora per Pinna, da questi a Usai, a spazio Usai, chiama l'azione Peana, il cross mancino di Peana nella zona di Manca, arriva Pes in anticipo, quindi Carboni pressato da Santoro riesce a giocare su Roberto Carboni, quindi il tocco, se non andiamo errati, di Maida forse, fa rimbalzare il pallone su Manca, si trattava di Pes, non di Maida, fa rimbalzare il pallone su Manca e Bosa che guadagna la rimessa dal fondo. Il rinvio di Simula nella zona di Salvatore Carboni, arriva Nurra, quindi Santoro, la spizzata per Manca, arriva l'intervento di Pes a chiudere, rimessa laterale in favore del Bosa, della Nuorese, battuta da Nurra, quindi Manca, ancora Nurra, lancio per Ragazzu, controlla bene Soru, quindi Roberto Carboni per Nakez, Nakez a Salvatore Carboni, chiude la Nuorese, quindi Santoro messo giù da Pes, arriva il primo cartellino giallo della partita all'indirizzo di Pes. Ha preso molto bene il tempo Giacomo Santoro in questa circostanza. Calcio di punizione dalla tre quarti destra in favore della Nuorese. E adesso sono i saltatori verde-azzurri a portarsi verso il limite dell'area di rigore. Vediamo la Pia, Varrucciu ma anche Steri. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento, batte Santoro sul secondo palo, attenzione! Ha messo il pallone al centro Varruccio, ha pulito molto bene l'area di rigore Mattiello, occasione stavolta per la Nuorese, da palla inattiva, ha rischiato il Bosa ma è stata davvero efficace la chiusura di Mattiello. Nuorese che cerca di rimanere in zona d'attacco con Usai che gioca su Peana, da questi alla Pia, si apre a destra Nurra, arriva prima di lui Santoro, Nurra intanto si sovrappone, Santoro mette un pallone verso il secondo palo dove non ci arriva Ragazzu, palla che finisce direttamente a fondo campo.
Rio che viene battuto da Mattiello, quindi Del Rio fermato, può ripartire la Nuorese con Usai, affrontato sia da Del Rio che da Soru. Arriva efficace la chiusura di Soru, poi troppo lungo il passaggio per De Riu che stava venendo incontro. Messa per la Nuorese con Barrucciu che scarica su Trini, da Trini a Peana. Peana batte lungo dove non ci sono giocatori della Nuorese, smorza di petto Ledda verso Pes, l'intervento di Manca in gamba tesa, calcio di punizione in favore del Bosa. Ledda pensa alla giocata corta su Mattiello, poi mette in movimento Roberto Carboni, Salvatore Carboni, Nakez, spazio Nakez, gioca con De Riu, quindi Maida, gioco di gambe di Maida, il dialogo con Del Rio, che mette verso Salvatore Carboni, chiude Nurra, quindi Ragazzu, affrontato da Soru, fischiato il fallo di mano a Mauro Ragazzu, si era preso la punizione da solo, ma è sempre l'arbitro che decide e l'arbitro non ha ravvisato come fallosa l'azione di Soru sull'attaccante della Nuorese. Tanto sale la pressione del Bosa, ma Nuorese che riesce a uscire con Nurra, da questi a Manca, contrastato da Ledda, intervento da dietro di Tullio Ledda e calcio di punizione in favore della Nuorese. Steri guadagna il cerchio di centrocampo, poi allarga a sinistra su Peana. Peana lancia per Usai, fa buona guardia a Soru, interviene Pinna, ancora Soru a chiudere in fallo laterale, altra rimessa dal settore di sinistra per la Nuorese. Pinna, Peana, al centro per Manca, riesce a tenere il pallone Manca, contrastato da due giocatori del Bosa, scarico su Giulio Pinna, quindi Ragazzu toccato duro, almeno ha protestato l'attaccante della Nuorese, anche stavolta intervento regolare, tanto il lancio lungo di Roberto Carboni, troppo lungo per tutti, si riprenderà con una rimessa da fondo campo in favore della Nuorese. Trini sul pallone, gioca su Steri. Steri per Santoro, a spazio Santoro. Santoro per Ragazzo, attenzione perché la posizione è irregolare anche stavolta. Aveva respinto Simula. Era scattato al limite Mauro Ragazzu. Ravvisato la posizione di fuorigioco il signor Bognolo. Tanto riparte il Bosa dal settore di destra con Soru. Soru gioca su Roberto Carboni, quindi Maida. Maida ancora per Soru nella terra di nessuno, o meglio nella terra di Steri. Tanto serie di batti e ribatti con Mattiello che anticipa ancora una volta Ragazzu, fa ripartire verso Ledda che allarga di prima intenzione a sinistra per Pes, ha spazio per avanzare il laterale sinistro del Bosa, arriva Manca, non c'è fallo, considerata regolamentare la spallata di Manca, non è d'accordo il pubblico di Bosa stavolta con Pinna che innesca Peana, stavolta le proteste sono del pubblico di casa, come potete sentire, posizione irregolare segnalata da Andrea Peana. In pochi secondi la terna arbitrale è riuscita a scontentare tutti. Carboni contrastato ancora efficacemente da Nurra, quindi Steri che lancia in profondità per Manca e in anticipo Ledda che mette il pallone in fallo laterale. Rimessa affidata a Nurra.
osserva il piazzamento dei compagni Nurra, poi serve Santoro, Santoro riesce a metterla al centro, anticipato ragazzo dall'intervento di Mattiello, Usai lascia scorrere, la Nuorese guadagna un calcio d'angolo, va Santoro sulla bandierina di sinistra, dunque ci sarà da aspettarsi una traiettoria a rientrare. Pallone al centro messo da Santoro nella zona di Ragazzu, arriva l'anticipo di Ledda, quindi Roberto Carboni a perfezionare il disimpegno, Peana mette efficacemente il pallone a terra e poi gioca su Trini. Il lancio lungo di Trini nella zona di Varrucciu, in qualche modo riesce a rinviare la difesa del Bosa con Salvatore Carboni, quindi Nakez che lancia nello spazio Roberto Carboni che non riesce a raggiungere il pallone, forse ha anche rallentato la corsa il numero 10 del Bosa. La rimessa è per la Nuorese, battuta male da Nurra, De Riu riconquista il pallone, rimedia in qualche modo Pinna, quindi la Pia lancia lungo nella zona di Alessandro Manca, anticipato efficacemente da Pes, quindi Nakez, la Pia in anticipo, arriva Trini, anche stavolta il retropassaggio lascia un po' a desiderare. In ogni caso la giocata di La Pia è stata efficace per il suo portiere, adesso Trini rinvia verso sinistra dove c'è Usai, ma c'è anche Soru che mette il pallone in fallo laterale. 5 minuti al termine del primo tempo, 0-0 ancora al Franco Frogheri. Sicuramente più convincente l'avvio del Bosa, è cresciuta la Nuorese col passare dei minuti, non tanto da creare qualcosa di pericoloso. Attenzione però a questa azione della Nuorese con Giuseppe Nurra che finisce a terra, non c'è fallo, riparte il Bosa con Maida, da Maida a Del Rio. Dicevamo, le due squadre hanno creato pochino per sbloccare il risultato, l'ha fatto di più il Bosa in avvio di gara, ci ha provato anche la Nuorese col passare dei minuti, ma 0-0 che tutto sommato sta rispecchiando quello che stiamo vedendo da oltre 40 minuti a questa parte. Santoro gioca su Usai, Usai affronta Soru, il cross di Usai, non ci arriva nessuno. Riparte il Bosa con Salvatore Carboni che tiene il pallone in campo e serve Roberto Carboni. Roberto Carboni gira intorno a Santoro, in qualche modo la palla resta in possesso della squadra ospite con Nakez che di forza va via a due giocatori, poi il suo passaggio viene intercettato da Pinna. Ragazzu dialoga ancora con Pinna, Pinna gioca a sinistra su Usai, il tiro di Usai, stavolta provato a mettersi in proprio l'ex giocatore del Castiadas con risultati tutt'altro che apprezzabili, palla sul fondo. E Simula che si appresta a rimettere in gioco. Palla lungo, arriva la Pia e mette in movimento Usai, Usai va via a Soru, non c'è fallo neanche in questa circostanza, rimessa laterale per il Bosa, Roberto Carboni lungo linea per De Riu, non riesce a raggiungere la sfera, altro rinvio da fondo campo. Tanto Trini riparte dal basso nonostante la pressione dei giocatori del Bosa. Nurra, il lancio di Nurra nella zona di Manca, l'anticipo di Ledda, fallo laterale
da Nurra a Manca, sbaglia tutto Alessandro Manca in questo controllo di palla, se lo porta direttamente in fallo laterale, la rimessa per il Bosa con Pes verso Nakez, lo stop di petto, arriva prima Nurra, la rimessa è per la Nuorese. Intanto l'arbitro va a redarguire il vice allenatore del Bosa. Da Nurra alla Pia che tocca per Varrucciu, porta palla Varrucciu, il lancio lungo nella zona di Usai, forse una spinta su Usai, è dello stesso avviso l'arbitro che assegna un interessante calcio di punizione alla Nuorese. Siamo a circa 20 metri spostati sul settore di sinistra, vediamo che sul pallone si avvicina Santoro, quindi anche Ragazzu sul punto di battuta, e presumiamo che il numero 9 andrà direttamente alla conclusione, altrimenti sarebbe andato a centro aria. Infatti è quello che sta facendo in questo momento Mauro Ragazzu, che lascia la battuta a Santoro. Numerosi uomini a centro aria, vediamo se Santoro cercherà direttamente la porta. Va Santoro, il tiro, ci arriva Simula e poi Mauro Ragazzu di testa mette in rete, ma c'è la segnalazione dell'assistente, si lamenta Ragazzu, ma il gol viene annullato. È stato bravo Simula, forse con la complicità della traversa, a dire di no alla conclusione di Santoro. Poi il fuorigioco fischiato a Mauro Ragazzu, che di testa aveva messo alle spalle del portiere del Bosa. Tanto siamo già dall'altra parte con De Rio, se non andiamo errati, no, con Del Rio che supera Peana, poi efficace l'azione difensiva di Nurra su Salvatore Carboni, palla che finisce a fondo campo, forse con un braccio Del Rio in questa circostanza. L'arbitro ha lasciato correre, era sicuramente posizionato meglio di noi. E si riparte da Trini, che gioca a corto sulla Pia, dalla Pia a Nurra, lancio lungo di Nurra nella zona di Santoro, controlla bene Pes, pallone che finisce su Manca, va via Maida, poi allarga sulla sinistra per Usai. Usai prova a guadagnare il fondo, mette il pallone al centro, fa buona guardia Mattiello, quindi Soru che lancia lungo nella zona di De Riu, che non arriva sul pallone, rimessa per la Nuorese. Ci stiamo avviando alla conclusione di questo primo tempo, intanto è rimasto a terra Usai per la Nuorese, va a sincerarsi delle sue condizioni l'arbitro. Peana tocca su Steri, ancora Peana, pallone che non arriva a destinazione per Usai, spazza via Soru nella zona di Trini. Trini osserva il piazzamento dei compagni, il rinvio nella zona di Manca, duello aereo con Ledda, e qui arriva il fischio del signor Bogo che manda le squadre negli spogliatoi. Meglio il Bosa all'inizio, qualche sussulto della Nuorese nel finale, uno 0-0 sostanzialmente giusto al termine di 45 minuti non proprio belli.
Ci vediamo tra 15 minuti circa per il racconto del secondo tempo, sperando che sia più vivace. Linea alla regia. Entriamo per il secondo tempo dal Franco Frogheri di Nuoro. La prima frazione si è conclusa sullo 0-0 tra la Nuorese e il Bosa, partita caratterizzata dalle non tante occasioni da gol. Intanto c'è un cambio nel Bosa, avevamo visto qualche movimento sul terreno di gioco durante l'intervallo. È uscito Soru ed è entrato Martino Ledda nella squadra allenata da Salvatore Carboni. Tutto immutato, così dovrebbe essere nella Nuorese, che vediamo nella metà campo di destra. Attaccherà verso curva nord la squadra di casa in completo bianco con inserti verde azzurri, in blu con inserti rossi invece il Bosa. Siamo praticamente pronti a ricominciare per il secondo tempo, nella speranza soprattutto per il pubblico a casa e per quello oggi presente sugli spalti che sia un secondo tempo più vivace e più gradevole rispetto al primo, in cui il Bosa ha sicuramente giocato meglio nella prima parte. Si è vista la Nuorese solo nel finale. 1-0-0 comunque sostanzialmente giusto, quello che è maturato nei primi 45 minuti di gioco. Ultimi cenni di intesa tra gli arbitri. Dirige la partita il signor Stefano Bogo di Oristano, assistito da Luca Staffieri di Olbia e Pietro Fai di Ozieri, partiti con calcio d'inizio battuto dalla Nuorese che deve essere ribattuto. Richiamato Alessandro Manca nella sua metà campo. Siamo pronti a ripartire. Ancora una volta una rettifica, stavolta perdono la pazienza un po' tutti, perdono la pazienza i giocatori, perde la pazienza il pubblico. Riparte ufficialmente il secondo tempo con Santoro, scusate, che cerca lo scambio con Ragazzu. Chiude tutto Mattiello. Parte il Bosa, Martino Ledda gioca su Carboni che vince un rimpallo, tenta di innescare Nakez, chiude la difesa della Nuorese con Varrucciu che gioca all'indietro su Trini. Trini sale fino alla tre quarti, poi lancia lungo nella zona di Ragazzo, anticipato dal neoentrato Martino Ledda, quindi Maida mette in movimento Del Rio, quindi Soru che cerca di lanciare in avanti, arriva prima di tutti Varrucciu che gioca ancora all'indietro su Trini. Trini ancora nella zona di Ragazzu, il duello con Ledda, riesce a spizzare Ragazzu ma arriva in seconda battuta Mattiello, quindi Carboni pressato da Steri, fallosamente calcio di punizione in favore del Bosa. Si avvicina al punto di battuta Tullio Ledda. Tocca per l'altro Ledda a Martino, il pallone lungo intercettato da Steri. Steri lancia in profondità Ragazzu, troppo lungo il passaggio, esce, simula al limite dell'area di rigore e fa ripartire i suoi. Attenzione a Deriu contro la Pia, si abbracciano i due giocatori, è fallosa l'azione del giocatore della Nuorese, calcio di punizione per il Bosa, resta a terra Deriu. Anche qualche problema per il numero 7 che abbandona il punto di battuta, lo lascia a Roberto Carboni e a Salvatore Carboni, sarà lui mettere questo pallone al centro. Vediamo Maida, Nakez, Martino Ledda e anche Deriu
al limite dell'area di rigore, va Carboni, la respinta di Manca, quindi Pinna prova a mettere in movimento Ragazzu, lo scambio tra i due, ancora Pinna per Ragazzu, stavolta legge bene la situazione Mattiello, quindi Roberto Carboni, toccato duro da Alessandro Manca e arriva il cartellino giallo anche per il giocatore della Nuorese. Resta a terra Roberto Carboni, si rialza in questo momento, sarà ancora Ledda a battere questo calcio di punizione. Ledda lancia lungo sul settore di sinistra, Nurra in anticipo, quindi Santoro, Ragazzu protegge il pallone, mette in movimento Giulio Pinna che scarica su Usai, sta arrivando Peana in sovrapposizione, viene servito sulla sinistra, Peana si mette il pallone sul destro, poi serie di carambole, chiedono il fallo di mano i giocatori della Nuorese, non è dello stesso avviso l'arbitro Nuorese che riconquista il pallone con Usai, il cui tiro viene respinto da Mattiello, ancora un'opportunità per Steri che lascia scorrere in fallo laterale, un autentico flipper nella metà campo del Bosa. Peana gioca su Steri, quindi palla che non esce, anzi sì, arriva la decisione la segnalazione del primo assistente, palla che era già uscita e dunque rimessa laterale in favore della Nuorese. Peana gioca su Steri, si gira Steri, mette in movimento Peana, il cross col sinistro, ci arriva Mattiello e poi perfeziona il disimpegno Soru, scusate Soru no perché è già uscito, tratta di Pes che ha cambiato fascia, sta giocando adesso sulla destra il numero 2 del Bosa, dato un altro cross di Peana, Manca, non ci arriva e poi esce Simula, anche qui un ottimo intervento di Ledda, di Tullio Ledda, in anticipo su Alessandro Manca, ha alzato un campanile comodo per Simula, chiama i suoi compagni a salire, altro rinvio lungo che supera la linea di metà campo, Nakez in qualche modo, poi Varrucciu rimedia, Nurra lancia in avanti per Manca, il colpo di testa di Manca, Tullio Ledda protegge l'uscita di Simula, gara che non decolla ancora, 0-0 il punteggio al Franco Frogheri, qui è Carboni che gioca dall'altra parte per Del Rio, il rimpallo lo favorisce, poi Del Rio ha provato a rimetterlo in movimento, chiude bene Peana che poi sbaglia il rilancio, Bosa che resta in possesso palla, Pes messo in movimento ma pallone sbagliato, quindi Usai affronta proprio Pes, la mette al centro Usai per Ragazzu, posizione regolare, Ragazzu tenta il tiro che viene deviato in calcio d'angolo. Errato il passaggio di Roberto Carboni a Pes che ha messo in movimento Usai. Contropiede sprecato dalla Nuorese che guadagna comunque un calcio d'angolo sulla bandierina Giacomo Santoro, alla messa in mezzo da Santoro non ci arriva nessuno e attenzione perché c'è calcio di rigore in favore della Nuorese, trattenuta ai danni di Ragazzu probabilmente, le proteste di tutti i giocatori del Bosa che si avvicinano al signor Bogo di Oristano, le potete sentire in sottofondo anche quelle dell'entourage della squadra ospite. I soliti duelli a centro area, l'arbitro ha ravvisato una trattenuta ai danni di Mauro Ragazzu. Situazione che andrebbe rivista, sinceramente poco chiara
Ragazzu sistema il pallone sul dischetto. Il duello con Simula, intanto l'arbitro invita i giocatori del Bosa a lasciare l'area di rigore, vibranti le proteste della squadra ospite. Tanto prima della battuta del calcio di rigore c'è il primo cambio nella Nuorese con Usai che lascia il campo claudicante, al suo posto Andrea Piredda. Primo cambio anche per Marco Sanna che ricordiamo oggi non è in panchina perché dovrà scontare 2 giornate di squalifica, questa la prima. Tanto ultime indicazioni per Ragazzu e per Simula da parte del signor Bogo. Va Ragazzu! Angola il tiro e la Nuorese va in vantaggio. Conclusione imprendibile, aveva intuito Simula, ma troppo angolata la conclusione di Mauro Ragazzu. Cambia il parziale al Frogheri. Nuorese 1, Bosa 0. Al 9° minuto di gioco. Su calcio di rigore Mauro Ragazzu porta in vantaggio la squadra di Marco Sanna. Un rigore arrivato un po' come fulmine al Cesareno in una partita che stava offrendo ben poco. Ancora le proteste dei giocatori del Bosa. Un rigore che, per usare un eufemismo, non è piaciuto. Il signor Bogo ha visto una trattenuta su Ragazzu. Tanto riparte la Nuorese, ancora con Santoro. Da Santoro a Ragazzu, protegge il pallone Ragazzu che tocca sulla destra. Lamentano un fallo di mano i giocatori della Nuorese, lascia correre l'arbitro. Santoro tenta di far proseguire per Ragazzu, chiude la difesa del Bosa. Martino Ledda per Carboni, non controlla bene il numero 11 del Bosa. Gioco che riprenderà con una rimessa laterale in favore della Nuorese. Steri in qualche modo tiene il possesso del pallone, scarica su Pinna. Ancora Steri all'indietro per Varrucciu. Varrucciu a Peana. Peana per Giulio Pinna. Ancora per Peana, controllo volante del numero 2, a spazio Peana, tocca su Piredda, segnalata la posizione di fuorigioco del numero 20. Sicuramente Santoro al di là della linea. Tanto il lancio di Roberto Carboni in una zona dove non ci sono maglie del Bosa. Chiude Varrucciu che gioca su Trini, il rilancio di Trini nella zona di Santoro che fa valere la velocità, ma poi riesce a tenere il pallone in campo, non era semplice. Santoro contro Martino Ledda, le finte di Santoro che riesce a mettere il pallone al centro, Tullio Ledda a mettere in calcio d'angolo. Buona giocata di Giacomo Santoro in questa circostanza. Angolo dalla bandierina di destra. Vediamo se sarà Giulio Pinna l'incaricato, così è. Mancino dunque, traiettoria a rientrare, quella che verrà disegnata dal numero 10. Intanto c'è un cambio nel Bosa, pronto a entrare Bonu. Esce Bonu ed esce Martino Ledda, se non andiamo errati, sì. Il numero 5 che era entrato a inizio ripresa, problemi fisici per Martino Ledda che effettivamente non aveva chiuso con particolare veemenza su Santoro. Alla messa al centro da Pinna, arriva Ragazzu sul secondo palo, Mattiello vince il rimpallo e rilancia per i suoi. Attenzione perché questo è un contropiede molto interessante, non riesce a controllare bene il pallone del Rio.
erano partiti in due per il Bosa, erano partiti sia De Riu che Nakez, difesa della Nuorese in questo caso scoperta. Peana gioca su Steri, sbaglia il controllo Steri, recupera Roberto Carboni per Salvatore Carboni che lancia il numero 10 sullo spazio, legge bene la situazione la Pia che lancia su Santoro. Vediamo proprio il nuovo entrato Bonus su di lui, Santoro converge, il cucchiaio per Manca, posizione irregolare del numero 11 della Nuorese. Riparte il Bosa con Roberto Carboni, quindi Mattiello per Del Rio, tra le linee riesce ad andare via a Piredda, lo rincorre Giulio Pinna, Del Rio scarica su Maida, da Maida a De Riu, cerca lo spazio per il tiro De Riu che finisce a terra, era lì davanti l'arbitro, ha fatto cenno di rialzarsi, tocco che ci è sembrato evidente in questo caso. Quindi Maida litiga un po' con il pallone, poi lancia in avanti. Pinna per Steri. Santoro per Ragazzu. Alza la bandierina il guardaline. Altra decisione un po' al limite. Comunque fuori gioco, calcio di punizione per il Bosa. Il rilancio di Roberto Carboni, legge bene la situazione Varrucciu, quindi Nakez resiste a Pinna, cerca di allargare sulla destra nella zona di PES che arriva in ritardo, Peana guadagna un fallo, sarà calcio di punizione per la squadra di casa che dal 9° minuto del secondo tempo conduce per 1-0 per effetto del rigore trasformato da Mauro Ragazzu, rigore molto discusso dai giocatori ospiti. Ledda per Salvatore Carboni che non riesce a girarci sulla pressione di Steri. Steri scambia con Ragazzu, chiude Roberto Carboni, quindi ancora Salvatore Carboni. Il lancio lungo per Del Rio e Scettrini fa sua la sfera. In un primo momento sembrava poterci arrivare Del Rio. Trini allarga sulla destra dove c'è Nurra lungolinea per Santoro, da questi a Steri, ancora per Santoro, a spazio la Nuorese per distendersi in contropiede, Santoro tocca per Ragazzu che non se la sente di tirare di prima intenzione, mette il pallone sul sinistro e conclude a lato, poteva sicuramente fare meglio Mauro Ragazzu, aveva nel frattempo rimontato tutta la difesa del Bosa ed è mancato lo spazio per concludere a rete a Mauro Ragazzu. Buon contropiede questo della Nuorese. Parte il Bosa con Mattiello che gioca su Simula, il rinvio di Simula nella zona di Del Rio, lo stop a seguire su Peana che però è attento e chiude in fallo laterale. Altro cambio per il Bosa. Uscirà il numero 7 De Riu al suo posto con il numero 15 Spada, un attaccante per un attaccante, non cambia nulla nello scacchiere di Salvatore Carboni, mentre PES attende l'ok dell'arbitro per poter rimettere in gioco dal settore di destra. PES gioca su Roberto Carboni, quindi Maida cerca di mandare nello spazio Del Rio, chiude la difesa della Nuorese, attenzione a questo duro intervento di Peana su Maida, arriva il cartellino giallo anche per l'ex giocatore dell'Arzachena, non è molto d'accordo Andrea Peana con questa decisione dell'arbitro, tanto sul pallone Roberto Carboni mentre riprende la sua posizione Mattiello, grappolo di uomini a centro area, viene fatta rettificare la posizione del pallone, un solo giocatore in barriera,
Va Carboni verso il centro dell'area e c'è il calcio di rigore, stavolta per il Bosa, per una trattenuta forse proprio sul nuovo entrato Spada che è finito a terra, no, si tratta di Pes che è finito a terra all'altezza, quasi all'altezza del dischetto. Altra decisione del signor Bogo che assegna il tiro dagli 11 metri, stavolta dall'altra parte, stavolta al Bosa. Al 18° minuto è Salvatore Carboni che proverà la trasformazione dagli 11 metri. Carboni contro Trini, arriva il fischio dell'arbitro, Trini la blocca, si resta sull'1-0, ha intuito l'angolo Matteo Trini. Conclusione angolata ma non potente quella di Salvatore Carboni, sfuma per il Bosa l'opportunità per il pareggio, si resta sull'1-0 e ancora Matteo Trini protagonista, aveva già parato un rigore in questo campionato nella sfida in casa dell'Atletico Uri, ma il Bosa adesso riparte con Spada pressato dalla Pia, che gli tocca il pallone in fallo laterale, intanto inizia a piovere qui al Franco Frogheri. Bonu non riesce a passare questo pallone che viene rinviato dalla difesa della Nuorese, c'è Ledda su Ragazzu, fallosamente secondo l'arbitro rimane a terra Ragazzu. Calcio di punizione per la Nuorese. La grande occasione per il Bosa, fallita da Salvatore Carboni, che dal dischetto si è fatto ipnotizzare da Trini, non c'è invece riuscito, dall'altra parte 9 minuti prima simula su Ragazzu, conclusione angolata su cui il portiere del Bosa non è riuscito ad arrivare. Intanto Ledda in anticipo su Ragazzu, riparte il Bosa con Roberto Carboni pressato da Pinna che lo mette giù, non c'è fallo neanche in questa circostanza, ma Bosa che può ripartire con Maida, quindi Spada toccato duro da Varruccio, anche in questo caso regolarmente secondo l'arbitro che ha fatto proprio cenno che l'intervento è sul pallone. Lo potremmo definire forse in maniera ironica un arbitraggio all'inglese, quello del signor Bogo di Oristano, tranne per i calci di rigore, forse perché le trattenute non sono sembrate così nette. Tanto c'è un cambio nella Nuorese, esce il numero 8 Alessandro Steri al suo posto con il numero 18 Porcu. E dunque secondo cambio anche per la squadra verde-azzurra, Steri salutato dall'applauso del pubblico del quadrivio. Steri che è tornato a Nuoro a distanza di ben 15 anni, uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie C2 della squadra dell'allora presidente Roberto Goveani e di mister Mario Petrone. Riparte il Bosa con Ledda, la sventagliata sulla destra a cercare Del Rio, la sponda di Del Rio in anticipo Peana che poi non si fida del retropassaggio a Trini e mette in fallo laterale. Guadagna metri il Bosa con Pes sul punto di battuta. Pes a Maida, Maida pressato da Pinna, riesce a mettere il pallone al centro ma la sfera esce direttamente a fondo campo. Trini sceglie il pallone da rimettere in gioco. Intanto viene anche redarguito dall'arbitro per questa azione. Intanto c'è un altro giocatore della Nuorese che si sta preparando, il numero 13 De Solis. Intanto richiamata l'attenzione della panchina del Bosa perché c'è un giocatore a terra nella squadra ospite.
Dovrebbe trattarsi di Roberto Carboni, però non siamo sicuri. Stavamo osservando il signor Bogo che andava a redarguire i trini. Tanto deve abbandonare il campo il giocatore del Bosa. Era corretta la nostra impressione, si trattava proprio di... no, non era corretta, sì, era corretta, si trattava di Roberto Carboni. Al momento non abbiamo letto bene il numero. Quindi Trini gioca su Peana, posa momentaneamente in 10. Peana che lancia lungo per Ragazzu, lo stop di petto a cercare Piredda, tiene il pallone in campo Piredda. Il gioco di gambe su Maida, mette al centro dall'altra parte Santoro al volo, palla sull'esterno della rete. Si era coordinato molto bene Giacomo Santoro, aveva comunque coperto bene sul suo palo simula. Sicuramente una buona occasione per la Nuorese, mentre sarà Alessandro Manca a lasciare il campo per l'ingresso di Gianluca De Solis, un attaccante per un difensore, forse l'intenzione di coprirsi un po' per Marco Sanna. De Solis va a sistemarsi il ruolo di terzino destro con Nurra che avanza. Duello aereo alla meglio la Nuorese in questo caso, quindi Piredda protegge il pallone, poi mette in movimento Peana, palla lunga ma è stato fischiato un fallo ai danni di Andrea Piredda, pertanto calcio di punizione in favore della Nuorese, con Varrucciu sul pallone. Varrucciu lancia per Ragazzu, posizione irregolare, ha messo in rete Ragazzu ma era arrivato in anticipo il fischio dell'arbitro sulla puntuale segnalazione del signor Fae di Ozieri. Riparte il Bosa, Roberto Carboni dialoga in mezzo con Salvatore Carboni, quindi sulla destra Pes, lancia nella zona di Nacket, anticipato da Varruccio, efficace la sua chiusura, quindi lo stop di petto di Pes. Roberto Carboni non si capisce con Maida, non va per il sottile Varruccio che mette il pallone in fallo laterale. E qui l'arbitro va a redarguire la panchina della Nuorese sui palloni che sembravano essere spariti. Si spiegano il signor Bogo e il vice allenatore verde-azzurro Pietro Rubino. Dialogo tra Roberto Carboni e Pes, finisce a terra Carboni, non c'è fallo ma Bosa guadagna comunque la rimessa laterale. Arriva la munizione per Piredda che ha cercato di ritardare la ripresa del gioco. Munito anche il numero 20, parte il Bosa con il solito Pes sull'out di destra. La sventagliata di Mattiello, arriva la Pia, ancora Mattiello che di tacco serve Pes per Del Rio, il contrasto con Peana, la meglio giocatore della Nuorese, quindi Piredda lancia Ragazzu, un improbabile velo questo di Ragazzu che non sorprende la difesa del Bosa. Riparte la squadra ospite con Carboni che sbaglia tutto, quindi Santoro non può servire Ragazzu che è in fuorigioco, quindi gioca su Peana, da questi a Pinna. Pinna gioca all'indietro per Varrucciu, passaggio rischioso, Varrucciu fa quello che può, mette in gioco di nuovo il Bosa con Bonu che serve Roberto Carboni, tantissimi palloni giocati dal numero 10 della Nuorese. Intanto arriva un fischio dell'arbitro, forse per una posizione di fuorigioco.
mentre siamo al 28° minuto qui al Franco Frogheri, decide il rigore di Ragazzu al 9° minuto della ripresa, 1-0 per la Nuorese. E intanto Roberto Carboni nel riprendere il gioco dopo un fischio che si è rivelato errato. Tanta attenzione perché c'è qualche problema per Carboni con gli scarpini. Il Bosa ha messo il pallone fuori, ma forse anche qualche problema fisico per il numero 10 del Bosa, che probabilmente sarà costretto a questo punto a lasciare il campo. Vediamo che pronto a entrare non c'è un giocatore del Bosa a bordo campo, in realtà c'è l'addetto alle sostituzioni con la lavagnetta, forse un allarme rientrato, staremo a vedere. No, ecco che vediamo il giocatore pronto a subentrare, si tratta del numero 24 Madau. Giovanissimo Madau, leggiamo in distinta classe 2005, che entra al posto di Roberto Carboni, che ha provato a stringere i denti, ma poi non ce l'ha fatta. Adesso la Nuorese dovrà restituire il pallone agli avversari, con Simula che rimette prontamente in gioco su Ledda, che scambia con Mattiello. Ancora Ledda, avanza Tullio Ledda, mette in movimento Carboni, intercetta la Nuorese con Ragazzu che riconquista il pallone. Ragazzu per Nurra, palla lunga per Santoro, attenzione perché va via Santoro, palla verso il secondo palo e poi Ragazzu colpisce la traversa, doppio legno per la Nuorese. È partito tutto da una disattenzione difensiva di Bonu che sembrava in anticipo, invece Santoro è riuscito a rubare il tempo, ha tentato una prima conclusione finita sul palo, il tap-in di Santoro sulla trasversale, grande occasione per la Nuorese per il 2-0. Siamo stati sorpresi anche noi da questa giocata. Intanto Pinna sbaglia il passaggio che entra nelle disponibilità di Mattiello, da questi a Madau, anticipato da Varrucciu che poi si libera di Maida. Da Varrucciu il pallone per Santoro, fuori misura, forse non era neanche riuscito a rientrare dall'offside Giacomo Santoro. Riparte il Bosa, tenuto in vita da due clamorosi errori dell'attacco della Nuorese. Tanto Carboni, pressato da Nurra, ancora Carboni, arriva in raddoppio Pinna che gli porta via il pallone. Non riesce Pinna ad aprire per Piredda, per l'opposizione di Maida, pallone che arriva comunque al numero 20 della Nuorese, che scarica lungolinea per Peana e in anticipo Mattiello che gioca all'indietro per Simula. Simula ancora per Mattiello, Peana è rimasto alto per il pressing. Simula, Piredda, da questi a Pinna. Pinna mette al centro, chiude bene stavolta Bonu, nella zona però di Porcu che ha tentato il tiro di controbalzo, conclusione che non impensierisce Simula. Lancio di Mattiello nella zona di Carboni che riesce a controllare il pallone, subisce poi la pressione di Nurra, calcio di punizione per il Bosa. Dicevamo di Madau, classe 2005, oggi all'esordio con la prima squadra. Tanto c'è un lancio nella zona di Del Rio, anticipato da Varrucciu, interviene Nakez. Attenzione, Nakez pressato da Pinna, scarica su Pes il suo cross verso il secondo palo. Carboni ha cercato di rimetterla al centro, non era facile
è riuscito solo a toccare il pallone che è finito in fallo laterale. La rimessa è per la Nuorese, se ne incarica De Solis sull'auto di destra, lancia lungo nella zona di Santoro che viene anticipato, quindi duello a metà campo tra Porcu e numero 15 del Bosa. Attenzione a Del Rio che va via con una finta a pinna, non c'è cartellino in questo caso, calcio di punizione in favore del Bosa. Si avvicina a Mattiello che probabilmente lamenta quello che sta chiedendo il pubblico di Fede Bosana, ossia il cartellino giallo all'indirizzo del giocatore della Nuorese, cartellino che rimane nella tasca dell'arbitro e ci sarà calcio di punizione per il Bosa. Siamo circa a 30 metri con Mattiello sul punto di battuta, vediamo se Mattiello cercherà direttamente la porta di Trini o la scodellerà al centro. Gli sforzi del Bosa per cercare di raggiungere il pareggio dopo aver fallito la grande occasione dal dischetto con Salvatore Carboni. Va Mattiello direttamente su Trini che si distende alla sua destra e mette in calcio d'angolo. Conclusione velenosa del capitano del Bosa. E Trini si fa trovare pronto anche in questa circostanza. Parte il calcio d'angolo, pallone al centro, arriva Ragazzu che di testa mette fuori. Si avvicina Bonu sul punto di battuta. La gittata di Bonu a cercare Spada, quindi pallone al centro messo fuori da Varrucciu che non va per il sottile. Ancora la rimessa di Bonu, la spizzata di Nakez a cercare Carboni. De Solis e la Pia proteggono l'uscita del pallone a fondo campo. Respira la Nuorese. Quando siamo al 36esimo minuto della ripresa, conduce la squadra di Marco Sanna per 1-0 con il gol di Mauro Ragazzu al 9° minuto del secondo tempo su calcio di rigore. Trini tocca su De Solis, lancio a cercare Santoro, in anticipo su lei da Santoro, guadagna ancora il fondo sulla destra Santoro, il cross nella zona di Ragazzu che schiaccia, simula e poi Ragazzu mette in rete per il 2-0. Ancora Mauro Ragazzu, quarto gol in 2 partite al Bosa. E Nuorese che prende il largo, era stato bravo Simula a respingere sul primo colpo di testa, ma non ha potuto nulla sul tap-in vincente del bomber di Quartu Sant'Elena. Nuorese 2, Bosa 0 al 37esimo minuto. E intanto c'è un cambio per la Nuorese ed esce Giacomo Santoro. Al suo posto il fratello Alessandro Santoro. Giacomo Santoro protagonista in questo secondo tempo. Le azioni più pericolose della Nuorese sono partite tutte dal suo piede. Ha avuto più libertà sulla fascia destra l'ex giocatore del Budoni, autore sicuramente di una buona gara. Riprende il gioco con il Bosa in possesso palla. Pes gioca su Salvatore Carboni che è passato in mezzo nel ruolo di regista al posto di Roberto Carboni. Intanto un fallo su Varrucciu, calcio di punizione in favore della Nuorese. Varrucciu per Ragazzu, fuori gioco, altra posizione di offside
e nemmeno stavolta Mauro Ragazzo è convinto della decisione in tandem dell'arbitro e del secondo assistente. Nakez, arriva prima Varrucciu, quindi Nakez tocca il pallone, adesso è la Nuorese a riconquistarlo con Porcu, sbaglia l'apertura per Piredda, gesto di stizza per il numero 18 classe 2002, tanto Salvatore Carboni seguito da Giulio Pinna che gli tocca via il pallone, c'è Ragazzo, azione buona per la Nuorese, sbaglia Ragazzo l'apertura per Alessandro Santoro, quindi Madau pressato da Porcu, vistosa la trattenuta, non fischia l'arbitro, Nuorese che guadagna l'area di rigore con Alessandro Santoro, simula in qualche modo con le ginocchia sulla conclusione, ma insomma è sembrato abbastanza evidente il fallo in partenza, ma Nuorese ancora in attacco con Piredda, l'1-2 e poi la conclusione di esterno che sibila sopra l'incrocio, l'1-2 tra Piredda e Alessandro Santoro, la conclusione del numero 20 di esterno sinistro, poteva essere davvero un gran gol quello di Andrea Piredda, questione di centimetri, intanto esce anche Ragazzu, lascia il campo Mauro Ragazzo, autore anche oggi di una doppietta, quasi tutti i suoi i gol realizzati dalla Nuorese in questo mini campionato, prende l'applauso del pubblico di casa, al suo posto Oggianu che va a sistemarsi nella posizione che è stata fino a poco fa di Andrea Piredda che invece scala nel ruolo di centravanti. Tanto qualche problema per Mattiello. Tanto Salvatore Carboni anticipato da Nurra, Nurra cerca di guadagnare il fondo sulla destra, la mette al centro, chiude Ledda, adesso il Bosa sembra aver accusato il colpo, mentre la Nuorese inizia a macinare il gioco soprattutto sulla fascia destra. Nurra tenta il servizio per Porcu, la chiusura puntuale di PES, quindi il rilancio di Bonu in una zona dove non ci sono compagni di squadra. Rimessa laterale per la Nuorese con De Solis, lancia per Alessandro Santoro, riesce a chiudere il Bosa, Maida lancia per Nakez, Nakez difende palla dalla pressione, poi la perde sull'intervento di Porcu, c'è Pinna che chiama l'azione Varrucciu, allarga su Peana, Peana d'esterno a cercare Alessandro Santoro, palla che arriva dall'altra parte dove c'è Piredda, si gira bene Piredda che poi viene fermato da Bonu in fallo laterale. La rimessa stavolta è per la Nuorese con Nurra nei pressi della bandierina. Nurra pescato in fuorigioco sul pallone di ritorno di Porcu. Dunque calcio di punizione per il Bosa. Con Bonu che gioca su Ledda. Il lancio di Ledda nella zona di Maida che riesce a prolungare ma poi chiude bene la difesa della Nuorese. Piredda, gioco di gambe di Piredda che conquista ancora questo pallone, lo mette al centro per Alessandro Santoro e qui l'errore è clamoroso perché a pochi passi il numero 17 alza sopra la traversa. Azione caparbia di Piredda che in un primo momento aveva perso palla, poi ha guadagnato la fascia sinistra. Bello il cross, non all'altezza la conclusione del compagno, riparte il Bosa, lanciato in avanti Maida, anticipato da Varrucciu.
Ancora il Bosa in avanti con Pes, Nakez converge, poi scarica su Spada che allarga a sinistra nella zona di Bonu, arriva prima Nurra, il duello tra i due, alla meglio il giocatore della Nuorese che mette in movimento Alessandro Santoro. Buon impatto dei neoentrati per quanto riguarda la Nuorese. Qui Santoro lancia in avanti nella zona di Oggianu, pescato in posizione di offside. Parte il Bosa con Mattiello che gioca su Maida, da Maida a Pes, all'indietro per Simula per Mattiello, è pressato Mattiello che deve tornare sul suo portiere. Il lancio lungo di Simula nella zona di Varrucciu che alleggerisce per Trini. Trini gioca su De Solis, da De Solis alla Pia, pressione di Madau, la Pia gioca ancora sul portiere che lancia a sinistra dove c'è Peana, controlla Peana, da Peana a Varrucciu, Varrucciu per Piredda, l'anticipo di Mattiello, palla che arriva a Giulio Pinna che allarga sulla destra dove c'è Nurra, era in fuorigioco anche stavolta Alessandro Santoro, palla che viene respinta da Bonu e ci sarà dunque una rimessa laterale in favore della Nuorese. Bosa che torna per un attimo in possesso, anche per più di un attimo perché l'azione di De Solis su Nakez è fallosa. Intanto 4 i minuti di recupero segnati dal signor Bogo e Bosa che prova con orgoglio a buttarsi in avanti, ma attenzione a questo pallone perso. Parte la Nuorese con Porcu che lancia per Santoro, anche stavolta era fuori gioco, l'ha segnalato l'assistente, almeno un paio di metri oltre la linea Alessandro Santoro. Può ripartire il Bosa con Tullio Ledda. Avanza Spada per il Bosa, scarica su Bonu, il rimpallo con Nurra, guadagna una rimessa laterale numero 19 del Bosa. Gioca su Nakez, anticipato da De Solis, altra rimessa laterale per gli ospiti che si erano sicuramente fatti preferire nel primo tempo. È uscita alla distanza la Nuorese, al di là dei due episodi, dei due calci di rigore, quello per la Nuorese che ha scaturito il vantaggio dei verdi-azzurri e quello per il Bosa, parato da Trini, la grande occasione per trovare il pareggio. Poi però alla distanza è cresciuta la squadra verde-azzurra che ha creato occasioni fino al 2-0 realizzato da Mauro Ragazzo. Intanto Bonu su Santoro, la rimessa è per il Bosa in ogni caso. Pallone verso Salvatore Carboni, arriva l'anticipo di Porcu. Ancora Carboni, ancora per Bonu, il cross al centro, ci arriva di testa la Pia, quindi Santoro non riesce a toccare per Nurra e regala dunque un'altra rimessa laterale alla squadra ospite. Qui Nurra su Carboni, il rilancio del numero 4 della Nuorese, una delle novità nello schieramento di Marco Sanna, almeno nelle ultime 2 partite il tecnico sassarese ha dato fiducia a questo ragazzo classe 2002. Intanto ci prova il Bosa con questo tentativo di Bonu che è uscito di poco a lato, sembrava in controllo Trini ma la palla è uscita veramente di poco rispetto al suo palo di sinistra. Fino alla fine la squadra ospite sta provando se non altro a rendere meno amara questa sconfitta. Tanto manovra la Nuorese con Nurra che pecca un po' di egoismo, lo ferma Carboni, poi Nurra ritorna fallosamente e dunque
Altro calcio di punizione per la squadra ospite. Tullio Ledda sul pallone, vediamo il suo lancio a cercare Carboni, troppo lungo. C'è anche della fisiologica stanchezza, siamo ben oltre il 90° minuto, si attende il fischio finale. Attenzione al rinvio di Nurra, quindi Piredda di petto per Santoro, attenzione c'è spazio per l'ultimo contropiede della Nuorese con Santoro che entra in area di rigore, la mente su Piredda, Piredda il dribbling e poi scivola il numero 20 con i tifosi del Bosa che chiedono il rigore in maniera ironica ovviamente. Qui torna sul pallone Peana, da questi a Pinna, c'è spazio per Varrucciu che lancia Santoro, corre generosamente verso il pallone Alessandro Santoro, non riesce a tenerlo in campo e dunque simula, si prepara per la rimessa da fondo campo. Attenzione a un cambio che viene rettificato. Qui il signor Staffieri aveva chiamato il cambio, ma poi è stata la rettifica dalla panchina del Bosa e arriva adesso il fischio finale. La Nuorese batte il Bosa per 2-0, torna alla vittoria la squadra di Marco Sanna al termine di una partita sofferta che ha visto la squadra ospite giocare un primo tempo migliore. Il Nuorese che è uscita alla distanza e grazie a Mauro Ragazzu con una doppietta porta a casa il successo che la porta a 10 punti in classifica. Noi siamo in chiusura, ringrazio Luca Multinedu per l'assistenza alle immagini e alla regia, vi rimandiamo alle interviste ai protagonisti e per adesso vi auguriamo un buon proseguimento di serata.